un vessillo in alto sventola, una tela di un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti sul fronte liberator. So di rombo del cannone che da ponente si fa sentir. Cosa aspetti, o proletario? È giunta l'ora ormai da agir, se difendendo la grande causa morte gloriosa ci accoglierà. La vita non sarà sprecata e a tutti i popoli servirà. È davvero un onore e un piacere poter ospitare l'ANPI qui e soprattutto in un'occasione così bella come il ricordo di una persona così giovane, cioè un 14enne che ha dato la propria vita per la libertà di tutti noi. E quando pronuncio la parola 14enne non posso non pensare ai nostri 14enni, a quelli di oggi, e quindi non posso pensare a che cosa potrebbero aver fatto i giovani di oggi allora e che cosa, se una cosa del genere succedesse oggi, cioè se un movimento di resistenza contro una realtà dittatoriale che privava della libertà le persone, che durante una guerra terribile, insomma, ecco, che cosa i nostri ragazzi potrebbero oggi fare. Non posso nascondere che l'amarezza di fronte a un'ipotesi di questo tipo viene perché insomma non so se ci troveremo di fronte a un meccanismo così forte di repulsione e di attacco e di sacrificio come queste persone hanno fatto. I nostri 14enni oggi pensano anche ad altro, però la responsabilità non è loro, la responsabilità è anche un po' nostra. Devo dire che molti di noi si danno da fare nelle scuole per far sentire che memorie di questo tipo sono importanti perché non possono essere perdute e devono servire anche per l'oggi. Certo che ci troviamo di fronte a un mondo della scuola, un mondo della politica che sta innestando dei meccanismi veramente pericolosi. Ci troviamo in un momento storico, politico di grande pericolo. Indubbiamente la situazione che vive il nostro paese oggi sarebbe stata impensabile fino a qualche mese fa. La parola razzismo pensavo fosse una parola che potesse essere ormai archiviata come un termine, insomma, superato. Invece purtroppo ci troviamo di fronte anche a questi fenomeni. Quindi la testimonianza di oggi è importantissima e ringrazio anche i testimoni, cioè coloro che hanno vicino al marinaretto Sergio Scarpa vissuto quei momenti così straordinari, terribili e che chissà tutti noi, lo dico così, ma tutti noi avremmo voluto vivere, perché il poter scegliere e fare una scelta così importante, così difficile, essere posti di fronte alla possibilità di fare una scelta è una responsabilità enorme e però credo che dia una grandissima forza, e quindi poter essere di fronte a un tipo di scelta di quel genere credo che sia stato appunto un momento terribile, ma nello stesso tempo di grande importanza. Adesso la dobbiamo comunque fare, nel senso che una scelta va fatta e una scelta va urlata, perché non si può più stare zitti. Comunque il Consiglio di Municipalità ha votato, ha votato l'intitolazione, o meglio l'applicazione di questa targa ricordante appunto un partigiano così giovane, e quindi diciamo che la città, i rappresentanti del centro storico della città, ma insomma della città di Venezia,
hanno a cuore questi ricordi e questa memoria. Occorre che appunto si prosegua, si proceda e si sia sempre più fermi e nel non lasciare nulla che passi di attacco alla nostra libertà, ai diritti di tutti, che oggi appunto sono fortemente minati. Innanzitutto un ringraziamento doveroso ad Andrea Martini che sapete meglio di me è sempre in prima linea, con coraggio, esponendosi sempre personalmente e sempre con chiarezza nelle posizioni che difendono i diritti del cittadino, i diritti fondamentali della comunità. Sappiamo che anche certe istituzioni non corrispondono ai dettati della Costituzione, quella Costituzione che noi come ANPI portiamo nelle scuole proprio per risvegliare la consapevolezza dei giovani cittadini, di quegli studenti, di quei adolescenti che vivono una realtà, come ha detto Andrea, così diversa. Ecco, noi cerchiamo di collegare nelle scuole la consapevolezza con la responsabilità, perché è dalla consapevolezza dei propri diritti che nasce il rispetto dei diritti degli altri, nasce la responsabilità di controllare e di vigilare e di applicarsi e di dedicarsi alla realizzazione di questi diritti. Il suo supporto è stato fondamentale in un percorso che è stato molto lungo, difficoltoso per difficoltà burocratiche. Il desiderio di Bruno di portare a termine questo suo dovere di amicizia, di fratellanza, di solidarietà nei confronti del suo compagno di avventure e di sventura, ha avuto diversi ostacoli in questi ultimi anni. Solamente con la collaborazione della municipalità, di Andrea Martini e anche con il voto favorevole dei consiglieri che conservano una sensibilità per questi temi, una sensibilità che vediamo bene come si sta perdendo, è stato possibile trovare questa soluzione che veramente ci rallegra tutti. Volevo solamente aggiungere alle parole di Andrea proprio questa idea di fratellanza che in qualche modo ha guidato questa scelta difficilissima, addirittura alle volte veramente coraggiosa ma anche inconsapevole, incosciente a quell'età. Però loro forse avevano, nonostante la giovane età, quella chiara la differenza tra il dover collaborare ancora una volta con chi li aveva indottrinati fino a quel punto e tentare una strada diversa. Ecco, loro hanno fatto quest'altra scelta e l'hanno fatto anche appunto in uno spirito coltivando la solidarietà e coltivando la fratellanza. In questi giorni ci sono state molte polemiche, siamo nei giorni che ricordano le complesse questioni del confine orientale, ma non possiamo fare a meno di ricordare che questi partigiani hanno combattuto fianco a fianco e in maniera fraterna con gli stessi partigiani dei corpus sloveni, e quindi questa fratellanza loro l'hanno applicata anche sui campi di battaglia. Ecco, è qualche cosa, è un'altra dei valori che si stanno perdendo, il valore dell'altruismo. Ecco, è una parola che non si usa più, è una parola che cerchiamo così di riproporre ai più giovani. Noi come ANPI siamo impegnatissimi, abbiamo fortunatamente il sostegno di una parte delle nostre istituzioni e in tutte le occasioni non faremo altro che richiamare le istituzioni a quelli che sono i doveri sui quali loro giurano, perché se c'è una Repubblica democratica, se c'è una Costituzione che incoraggia la libertà, è per merito di chi si è sacrificato e quindi non si può scindere l'antifascismo dalla democrazia della nostra Costituzione. Ecco, credo che l'ANPI è grata ai partigiani che ci hanno dato questa possibilità di parlare liberamente, la libertà del dissenso, ecco, è una cosa che ci hanno regalato loro, e la libertà di poter dire e sostenere queste cose, soprattutto in un momento così difficile e così veramente oscuro come quello che stiamo attraversando.
Care compagne e compagni, amiche e amici, l'Europa, non solo l'Italia, fu libera nel 1945 grazie al sacrificio degli eserciti alleati e dei tanti partigiani di tutte le nazionalità europee e convinzioni politiche, uniti e affratellati nell'obiettivo di sconfiggere il nazifascismo, far finire la guerra e restituire la libertà ai popoli. Gli attacchi all'ANPI, purtroppo, non solo da parte delle forze neofasciste, ma anche da parte di chi ci governa, sono ormai quasi quotidiani. L'obiettivo di fondo, lo sappiamo, è la delegittimazione della resistenza e la riscrittura della storia. Una storia che per loro è e deve essere solo basata su interpretazioni soggettive di parte e su luoghi comuni trasmessi da un'epoca nefasta caratterizzata da nazionalismo, razzismo, sciovinismo e desiderio di vendetta, in sostanza di odio, perché il nazionalismo e il razzismo si sono sempre nutriti di odio. Va da sé che se siamo a questo punto, come già accaduto in passato tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, quando i partigiani dovevano nascondere la loro partecipazione alla resistenza, è perché non si è riusciti a trasformare la vittoria contro il nazifascismo in una permanente trasformazione culturale e politica della società italiana. Un conto sono le espressioni formali e le leggi, altro il sentire comune. Per diversi motivi storici e tristi, eredità del passato, non si è affermata una vera egemonia in termini gramsciani del pensiero sinceramente antifascista. Qualcuno ha poi abbandonato la difesa, credendo che il fascismo fosse morto. Noi sappiamo invece che si può ripresentare e si sta ripresentando in forme nuove e diverse. Le vicende e le aperture nostalgici del fascismo di questi ultimi 20 anni hanno poi peggiorato le cose. Solo l'attaccamento ai principi e ai valori della Costituzione e la sua difesa potrà contrastare questa dinamica. Torniamo indietro nel tempo. Venezia, primi giorni del gennaio 1944. 3 amici 14enni, Bruno Stocchetto, che è qui con noi, Giuseppe Bettin e Sergio Scarpa, all'incalzare delle notizie sull'attività antifascista clandestina, come scrive Bruno nel suo libretto, che qui che molti già conoscono, decidono di lasciare le loro famiglie e di raggiungere in Jugoslavia i ribelli, come allora venivano chiamati partigiani. Partono dalla stazione Santa Lucia e arrivano a Trieste. Da qui, dopo alcune peripezie, seguendo la via per Capodistria e per Postumia e inoltratisi nei boschi, riescono a raggiungere un reparto partigiano sloveno. Ma rivolgiamo a questo punto il nastro della storia. 1941. Le forze dell'asse aggrediscono e invadono senza dichiarazione di guerra la Jugoslavia. Questa viene divisa tra Germania, Italia, Ungheria e Bulgaria. All'Italia tocca la Slovenia meridionale, che è subito annessa come provincia di Lubiana, la costa dalmata, il Montenegro e il Kosovo. Le forze armate italiane e le milizie fasciste, prima, durante e dopo la conquista, usano sistemi feroci e disumani, già sperimentati nelle guerre coloniali alcuni anni prima. In queste regioni nasce e si sviluppa una forte resistenza antifascista. 8 settembre del 1943. Dopo la caduta del fascismo, l'Italia capitola. La Germania occupa velocemente quasi tutta l'Italia, tranne il meridione. Nelle province del confine nord-orientale, Udine, Gorizia, Trieste, Lubiana, Pola, Fiume, i tedeschi danno subito vita, il 10 settembre, 2 giorni dopo, alla zona di operazioni del litorale adriatico, di fatto ad una annessione al Reich di queste terre. 8 giorni dopo, il 18 settembre, nasce la Repubblica di Salò. La zona di operazioni del litorale adriatico, fino alla disfatta
delle forze militari nazifasciste resta completamente sottratta all'amministrazione del governo della Repubblica Sociale Italiana. È governata direttamente da Berlino tramite il supremo commissario Friedrich Rainer. Capo della polizia delle SS diviene l'ufficiale delle SS Odilo Globocnik, il boia di Lublino, già supervisore alla costruzione di diversi campi di concentramento in Polonia e uno dei maggiori responsabili dello sterminio di milioni di ebrei. Alcuni capi militari italiani e le milizie fasciste si mettono al servizio dei tedeschi. La maggior parte dei soldati italiani invece si sbanda e quelli non catturati dai tedeschi salgono su in montagna unendosi ai partigiani sloveni e croati. E saranno tanti in tutta la Jugoslavia. Dal 10 settembre fino alla liberazione, la lotta nazifascista contro le forze partigiane e le persecuzioni antiebraiche a Trieste, Gorizia e Fiume si contraddistinguono per la loro estrema ferocia. Sono realizzati metodici dei stessi rastrellamenti, vere cacce, che portano alla cattura di circa 5.000 oppositori e militari badogliani, alla eliminazione di circa 3.700 aderenti alle formazioni partigiane e a un regime di sistematico terrore imposto alla popolazione civile. Nella prima metà del 1944, dopo i militari italiani sfuggiti alla cattura, saranno gli operai dei cantieri di Monfalcone e Trieste e infine i giovani resistenti a Rajevo a raggiungere a migliaia i reparti partigiani italiani e sloveni sulle montagne del Friuli orientale e dell'Istria. Tra loro, già dai primi di gennaio, ci sono Bruno, Giuseppe e Sergio. Ormai sono i 3 partigiani chiamati Venezia, Grado, Giuseppe, e Marinaretto, Sergio. Ad agosto, su decisione del comando paritetico italo-sloveno, i nostri 3 ragazzi, che avevano operato per alcuni mesi in un reparto partigiano sloveno, Odre, sono condotti con altri 320 italiani oltre l'Isonz per essere incorporati nella divisione d'assalto Garibaldi in Atisone. A Montenero di Idria, nella zona di Caporetto, la brigata slovena a cui loro sono provvisoriamente aggregati viene attaccata. Ed ecco la battaglia, così come viene descritta da Bruno nel suo libro. Verso le 4 del mattino del 20 agosto 1944 si udirono delle raffiche di mitra che ci misero in allarme. Poco dopo, l'unico superstite di una pattuglia slovena intercettata dal nemico segnalò che era iniziato un poderoso rastrellamento e che la brigata, compreso il contingente italiano aggregato, era stata accerchiata. Vennero subito predisposte le misure di difesa. Ben presto però il comando si rese conto che le possibilità di sganciamento erano molto scarse, troppo tardi per avviare il combattimento proficuo data la nostra posizione. Alle prime luci dell'alba infatti si videro avanzare da ogni parte truppe ben armate e decise, mentre le nostre difese erano continuamente martellate da cannonate e colpi di mortaio. L'unica via di scampo era scalare la parete rocciosa a strapiombo del Monte Nero di Idria, con altitudine 2245 metri, che si trovava appunto alle spalle del nostro schieramento, e raggiungere la vetta con il suo ghiacciaio perpetuo. Tale via d'uscita ci esponeva tuttavia a un vero e proprio tiro al bersaglio. Da quel momento ognuno di noi cercò sotto un fuoco intensissimo di armi di ogni tipo una via di scampo alternativa che permettesse di scalare la parete rocciosa. Era terribile. Vedevo i compagni colpiti lasciare gli appigli e cadere di sotto, rimbalzando sulle rocce. Fino ad allora ero stato vicino a Sergio Scarpa, Marinaretto, che aveva la mia età, che aveva scelto la via delle montagne con me e Bepi Bettino. Gli avevo consigliato di starmi sempre presso,
perché stavo seguendo un compagno addetto alle cucine per la brigata slovena che era dell'uomo. Con lui dissi: avremo possibilità maggiore di salvarci. Ma per Sergio non fu così. Nella disperata fuga perdemmo il contatto e non lo rividi più. Alcuni giorni dopo, cessata la stretta nemica, feci parte di una pattuglia che aveva il compito di perlustrare la zona della battaglia al fine di accertare se vi fossero stati dei sopravvissuti. Non trovammo superstiti, ma da alcuni malgari del posto venne a sapere della fine atroce di Sergio e dove era stato sepolto. Mi dissero che era stato colpito ad una gamba e al ventre e che il giorno successivo alla sua cattura, dopo aver subito orribili torture perché rivelasse notizie sulla nostra brigata, era stato fucilato. Sergio tornerà a Venezia dopo la liberazione avvolto in 2 bandiere, quella italiana e quella jugoslava. Sotto quelle 2 bandiere, così come tanti, questo era in sezione, le 2 bandiere, vedete, questa era la bandiera della brigata Matteotti che ha combattuto in Jugoslavia, della divisione Garibaldi d'assalto Italia, e la bandiera jugoslava con la stella rossa. Lo stesso torna a Venezia proprio in 2 bandiere, quella italiana e quella jugoslava. Sotto quelle 2 bandiere aveva combattuto, dobbiamo dirlo, da internazionalista, come tanti partigiani, internazionalisti nella guerra di Spagna, da tutte le parti d'Europa e del mondo. Aveva combattuto da internazionalista contro il nazifascismo. Internazionalista è un termine in disuso, ma per me continua ad aver valore. Ed era caduto come tanti altri fratelli partigiani italiani, francesi, sovietici, jugoslavi, europei. Era l'Europa della resistenza al nazifascismo, l'Europa della pace, dei diritti e della libertà. Allora noi ci siamo interessati, come ANPI, siamo interessati per far arrivare a Venezia la salma di questo povero ragazzo che aveva fatto quella fine. Allora, d'accordo con i gondolieri, siamo andati alla stazione, abbiamo preso, cioè ha messo in gondola questa salma, e siccome noi abitavamo nella parrocchia di San Canciano, i gondolieri hanno portato fino fuori della chiesa la bara di questo. La bara aveva 2 bandiere, la bandiera italiana e la bandiera jugoslava, la bandiera jugoslava con la stella rossa. E allora quando si era portata col carrello la salma per l'ingresso in chiesa, il parroco non ha voluto farla entrare perché c'era la bandiera con la stella rossa su quella jugoslava, e la bandiera era la bandiera nazionale jugoslava. Era morto in Jugoslavia, insomma era italiana per modo di dire, perché ormai era già occupata e ho dovuto diventare matto perché non voleva farlo entrare in chiesa con la stella rossa. La stella rossa non è che era un emblema del comunismo, era una bandiera nazionale. E allora dopo parole, poi si è interessato anche qualche politico, erano pochi politici in quell'occasione là. Comunque
con l'aiuto di questi compagni, insomma, hanno convinto il parroco e hanno fatto entrare e ha fatto la cerimonia. E allora noi, anche a nome veramente di tutti i familiari che non siamo riusciti a rintracciare di Sergio Scarpa, già da quella volta ti dobbiamo ringraziare per quello che hai fatto, ecco, coraggiosamente da quel momento, e che hai voluto continuare a fare in tutti questi anni per restituire alla memoria di Sergio quello che lui aveva donato a tutti noi. Allora adesso noi, appunto, a conclusione di tutto questo di questa tua volontà, abbiamo preparato questa targa alla quale tu hai collaborato e adesso andiamo a scoprirla. Sì. Scoprirai tu la bandiera e la targa. Un vessillo in alto sventola una tela di un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti sul fronte liberator. So di rombo del cannone che da ponente si fa sentir. Cosa aspetti, o proletario? È giunta l'ora ormai d'agir, se difendendo la grande causa morte gloriosa ci accoglierà. La vita non sarà sprecata e a tutti i popoli servirà. Un vessillo in alto sventola una tela d'un sol color. Abbiamo lasciato città e paesi per combattere l'invasor. Abbiamo lasciato città e paesi per reprimere l'oppressor. Un vessillo in alto sventola una tela d'un sol color. Ricorda il sangue dei tuoi fratelli caduti sul fronte liberator. Ricorda il sangue dei tuoi fratelli caduti sul fronte liberator.